Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Palermo si indaga tutto campo sulla misteriosa morte dell'imprenditore Angelo Onorato. Spunta un'impronta sul tetto della sua auto. La famiglia non crede alla tesi del suicidio. Rapinatore catanese ucciso durante un colpo a Reggio Calabria. Il corpo lasciato davanti all'ospedale. Ferito un complice. A Palermo imponente manifestazione della Coldiretti, oltre 2000 coltivatori, produttori e allevatori in presidio sotto la sede della presidenza della regione per l'emergenza siccità. Da Pergusa è allarme, si abbassa continuamente il livello delle acque del lago. Elish Line a Librino per parlare di emergenza case e di dispersione scolastica dopo lo Zen di Palermo. La segretaria del PD tocca con mano le emergenze della periferia di Catania. Contro le liste d'attesa nella sanità pubblica, il Codacons apre in Sicilia 350 sportelli. Chi ha dovuto rivolgersi a strutture private può chiedere il rimborso delle spese. Un po' di movimento, piccole rinunce a tavola, gli eterni segreti per essere in forma ed arrivare pronti alla prova costume. Ancora buonasera, oggi è il giorno dell'autopsia sul corpo di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato morto sabato scorso a Palermo. Gli inquirenti sono sempre convinti che si sia trattato di un suicidio, ma indagano come se fosse stato un omicidio per verificare qualsiasi pista. In attesa dell'esame autoptico sono numerosi i dettagli su cui si stanno concentrando. Il servizio è di Manlio Viola. Una impronta di una mano sulla parte superiore della Range Rover, le scarpe della vittima quasi tolte, la posizione della fascetta che lo ha strangolato, la presenza di una seconda fascetta a terra e un misterioso uomo ancora non identificato con il quale ha preso l'ultimo caffè. Sono i dettagli sui quali si stanno concentrando gli investigatori che indagano sulla morte di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato cadavere sabato pomeriggio nella sua auto parcheggiata in via Ugo La Malfa a Palermo. È stata la moglie, l'europarlamentare Francesca Donato, assieme alla figlia Carolina, a scoprire il corpo grazie al GPS dello smartphone. Gli esperti stanno cercando di verificare attraverso analisi sofisticate quando sia stata lasciata quell'impronta, oltre che capire a chi appartiene. Tra gli altri elementi al vaglio degli investigatori della squadra mobile, la fascetta trovata per terra a fianco dello sportello posteriore del Range Rover che i poliziotti hanno rinvenuto leggermente aperto. Le perplessità sono tante e si spera che l'autopsia possa sciogliere almeno una parte di questi dubbi. Ad eseguire l'esame il medico legale incaricato dalla procura Tommaso Danna. La famiglia ha invece incaricato come consulente Nuccia Albano, medico legale anche lei e assessore al lavoro della giunta Schifani. Secondo la Albano è fondamentale stabilire in che posizione la fascetta sia stata stretta. Da questo si potrebbero capire molte cose. Un dettaglio al quale però gli inquirenti danno molto meno peso rispetto a tanti altri quesiti ancora senza risposta. Un uomo è stato fermato per l'omicidio di Alfio Stancapiano, il trentenne di Catania, coltellato a morte ieri mattina durante un furto a Reggio Calabria. Ferito anche un complice che è riuscito ad arrivare fino a Messina. Il servizio di Lorena Dolci. Si è trovato i ladri in casa e li ha accoltellati. Bilancio un ladro morto e un altro ferito, mentre il proprietario dell'abitazione è stato arrestato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio. La vittima è un catanese di 30 anni, Alfio Stancampiano, componente del gruppo di ladri in trasferta nel colpo finito male ieri mattina alla periferia sud di Reggio Calabria. Le sue condizioni erano gravi, per cui i complici l'hanno abbandonato davanti all'ospedale Morelli, dove è morto poco dopo per le ferite. Il resto della banda raggiungeva intanto Villa San Giovanni, lasciava la Fiat Punto utilizzata per il furto e traghettava a piedi. A Messina però un altro complice, rimasto ferito, anche lui catanese di 46 anni, è stato costretto a farsi ricoverare all'ospedale Martino, dove le forze dell'ordine l'hanno rintracciato. Grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, la vicenda è stata ricostruita dalla squadra mobile dei carabinieri, a partire proprio dal ritrovamento di un ragazzo a terra nei giardini dell'ospedale con profonde ferite di arma da taglio. Trovata e sequestrata, l'arma utilizzata per sferrare i fendenti letali sarebbe un coltello da macellaio. Le forze dell'ordine sono anche sulle tracce di un quarto uomo.
Incidente mortale nel primo pomeriggio sulla strada statale 113 all'altezza del bivio per Valle dei Tindari nel comune di Patti in provincia di Messina. A perdere la vita un uomo di 38 anni alla guida di una moto che per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si è scontrato contro un'auto che procedeva nello stesso senso di marcia. Adesso ci occupiamo dell'emergenza siccità. Oltre 2000 agricoltori della Coldiretti in protesta a Palermo. La manifestazione ha percorso le vie della città arrivando fino sotto il Palazzo d'Orleans, un presidio permanente di agricoltori che rimarrà in Piazza Indipendenza in attesa di risposte dalle istituzioni. Marco Gullà. Sono in presidio permanente sotto la sede del governo regionale di Palazzo d'Orleans perché attendono risposte sulla grave siccità che sta colpendo la Sicilia. Gli agricoltori dell'isola, capitanati dalla Coldiretti, vogliono soluzioni alla siccità che sta mettendo in ginocchio il comparto e una delegazione di loro passerà la notte proprio in Piazza Indipendenza a Palermo. Dopo la protesta di questa mattina che ha visto oltre 2000 persone sfilare per le vie del capoluogo siciliano, una delegazione è stata ricevuta a Palazzo d'Orleans. Nel corso dell'incontro, che si è svolto in un clima di massima collaborazione, l'associazione degli imprenditori agricoli ha esposto i motivi della protesta di oggi. I rappresentanti della regione hanno condiviso le preoccupazioni per gli effetti della perdurante siccità che sta colpendo la nostra isola da mesi e hanno ricordato i provvedimenti assunti dal governo, dalla dichiarazione di emergenza regionale alla richiesta di stato di emergenza nazionale già accolta dal Consiglio dei Ministri. Veramente incredibile. Oggi abbiamo aziende che sono purtroppo costrette a battere gli animali perché non hanno più il foraggio. Abbiamo delle infrastrutture idriche che sono allo sfacelo e tantissimi agricoltori rischiano di dover chiudere le proprie attività. Questo è quello che chiediamo, interventi immediati, ma soprattutto una progettazione che possa togliere la Sicilia una volta per tutte da questa situazione. Non si riesce più a fare reddito, siamo proprio agli sgoccioli, mangimi alle stelle, caro energia, siccità. Oltre il 70% del grano e del fieno siciliano è andato perso, ortaggi e frutta sono ormai secchi a causa dell'insufficienza di acqua, perdite che, secondo la Coldiretti, si verificano per via di tubi fatiscenti che fanno disperdere l'acqua, che costa cifre astronomiche. Torniamo per un attimo sulla notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Angelo Onorato. L'imprenditore è trovato morto nella sua auto nella strada parallela che conduce all'aeroporto Punta Raisi di Palermo e in base a quanto emerso dall'esame sembra che non ci siano altri segni di violenza sul corpo dell'imprenditore se non quello appunto della fascetta attorno al collo. Sono stati eseguiti i prelievi necessari per gli esami tossicologici per stabilire se l'imprenditore fosse o meno sotto l'effetto di sedativi, ma per questi risultati ci vorranno ancora 90 giorni appunto per l'esito. Continuiamo invece ad occuparci dell'emergenza siccità. Da Agrigento singolare protesta dei cittadini esasperati per la continua mancanza d'acqua. Per protesta hanno esposto sui balconi bottiglie di plastica e bidoni vuoti. Sabato nuova marcia per le vie della città. Davide Sardo. La crisi idrica flagella letteralmente la città di Agrigento. I cittadini sono esasperati tanto che sui balconi non hanno steso panni appena lavati, ma bottiglie di plastica e bidoni vuoti. Altri si sono sbizzarriti corredando il tutto con uno striscione e la scritta «Vinni l'acqua?» La città è in fermento. Vogliamo l'acqua a casa, non è giusto non poterci lavare, non poter fare i piatti, paghiamo le bollette, perché non possiamo avere, che è un nostro diritto, l'acqua? Io faccio molta economia perché dicono in base alla situazione dovrebbero essere turni ancora più lunghi. Intorno alla sete ruotano solo parole e annunci, cure palliative verso un malato terminale che è la speranza degli agrigentini, ormai al capolinea a fronte di turni di distribuzione che superano anche i 10 giorni. Ecco perché è stata organizzata una seconda marcia di protesta dopo il recente sit-in al municipio. Sabato prossimo, 1 giugno, ci si radunerà a Porta di Ponte, l'ingresso della città antica, e si proseguirà fino a Piazza Pirandello, innanzi al comune. Le prospettive volgono al peggio, l'estate sarà rovente, la siccità si aggraverà e quindi alla domanda la città esige una risposta.
Ad aggravare la situazione c'è anche lo sciopero da ieri a Sciacca, sempre in provincia di Agrigento, dei titolari delle 4 ditte private della città fornitrici di acqua tramite le autobotti. Lamentano la riduzione della pressione decisa nei giorni scorsi da AICA, l'azienda pubblica che gestisce le risorse idriche in provincia. A loro appunto destinate, insomma, su questo attendono risposte. E restiamo sempre in tema perché l'emergenza siccità mette in ginocchio anche la zona di Pergusa, il lago in provincia di Enna, le sue acque, scenario del mito di Proserpine, scendono di decine di metri l'anno, l'allarme degli ambientalisti. Raccolto da Lorena Dolci. Il lago di Pergusa si sta restringendo. L'unico bacino naturale del centro dell'isola si ritira ogni anno di decine di metri. Il caldo anomalo e la siccità hanno accelerato il processo. Sulle rive di questo lago camminava Proserpina, la figlia di Cerere, la dea delle messi. Raccoglieva fiori prima di essere rapita dal dio degli inferi che la trascinò con sé nell'oltretomba. Così il mito spiegava il nascere delle stagioni. Adesso il lago di Pergusa, così carico di storia e di significati, è ridotto ad una pozzanghera al centro di questa conca, profonda appena poche decine di centimetri. Il lago di Pergusa in questo momento addirittura non solo è diventato pochi centimetri, ma inizia a mostrare l'arrossamento delle acque, che è una tipicità del lago di Pergusa, era conosciuto nell'antichità per queste crisi cicliche, veniva chiamato il lago rosso sangue. Un fenomeno causato dall'aumento della salinità, quasi il doppio del Mediterraneo, che fa proliferare una colonia di batteri. Sotto accusa, oltre al caldo, anche la cattiva manutenzione dei canali che mettono a rischio la zona umida di sosta degli uccelli migratori. Considerate che noi in questa fase dell'anno dovremmo avere centinaia di esemplari di decine e decine di diverse specie di uccelli. In questo momento abbiamo veramente ben poco, sono scomparse la gran parte delle specie presenti fino a 2 anni fa e c'è qualche fenicottero, bellissimo da vedere. Per limitare l'evaporazione, Legambiente chiede da anni l'abbattimento degli eucaliptus piantati sulle rive che assorbono grandi quantità d'acqua. Inascoltata da anni anche la richiesta di dismettere l'autodromo che con il suo anello circonda il lago, bollato come inutile e dannoso. Diciamo che oggi è anacronistico pensare che debba esistere ancora la pista. Noi di Legambiente chiediamo da sempre a gran voce che venga dismessa. E adesso cambiamo pagina, ci occupiamo della politica. Tappa catanese per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Librino, le contraddizioni del quartiere tra degrado e carenza abitativa. È andata per noi Giusy Lazzara. Arriva accolta dagli abitanti di Librino a Catania Elly Schlein. La segretaria del PD in giro per il quartiere ascolta i residenti del palazzone di Viale Moncada. È un quartiere abbastanza complesso, eterogeneo un po', non è tutto degrado o tutto, però dove ci sono le strutture comunali e non c'è sicurezza perché non c'è manutenzione, non c'è cura, non c'è niente. Siamo abbandonati. 7 piani per l'edificio simbolo dell'edilizia popolare che vive nel degrado e nell'abbandono. Questa terra, come vedete, siamo in un quartiere che si sente abbandonato. Dobbiamo rimettere al centro il diritto alla casa, quindi abbiamo bisogno di questo e che il PNRR, che è destinato maggiormente alle regioni del sud e non a caso per ridurre le diseguaglianze territoriali che il Sud ha pagato troppo, proseguano. E arriva anche la denuncia. La signora Melina assiste la figlia invalida che abita al 4º piano di questo palazzo. Cosa chiedete a questo punto? Che aggiustino il palazzo. Ha visto che casa a pezzi? Ci sono tutti i ferri fuori, arrugginiti. E qui, quando c'è vento e pioggia, cascano dei caccinacci che se ci arriva in testa qualcuno muore. Bambini, anziani, grandi. Però nessuno fa niente. Il giro continua, le note dolenti sono quelle di sempre. Parleremo adesso con altri insegnanti che contrastano ogni giorno in Sicilia la dispersione scolastica. Altri ne abbiamo incontrati a Palermo, nel quartiere di Borgo Nuovo, solo pochi giorni fa e ci raccontano di una gioventù che sta perdendo la speranza nel futuro. Noi non lo possiamo permettere. A Librino le associazioni e la scuola rappresentano gli unici presidi di legalità. Adesso la sanità contro le liste di attesa infinite. Il Codacons apre in Sicilia 350 sportelli. Chi ha dovuto ricorrere a prestazioni sanitarie presso strutture private può chiedere il rimborso spese. Emanuela Corsi.
In Sicilia i tempi di attesa nella sanità pubblica sono ancora troppo lunghi e sempre più cittadini, nei casi più urgenti per una diagnosi veloce, sono costretti a ricorrere al privato pagando di tasca propria le spese mediche. Ma non tutti possono permetterselo e tanti rinunciano, mettendo così a rischio la propria salute. Ci sono anche persone che non possono effettuare la visita del privato, perché nel caso del cittadino che ci ha segnalato ieri, per esempio, che vive con una pensione di invalidità, non ha la possibilità di effettuare, di anticipare i soldi, perché significherebbe non dover mangiare per un mese e mezzo. Contro le liste d'attesa nella sanità pubblica, il Codacons si mobilita e apre in tutta la Sicilia 350 infopoint salute consumatori. Attraverso questi sportelli i cittadini danneggiati possono presentare la richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute presso le strutture private. C'è una legge, la 124 del 98, addirittura dal 1998, che prevede questa possibilità di rimborso. Purtroppo non c'è informazione, non vengono informati i pazienti e quindi non esercitano neanche questo diritto che noi cerchiamo di agevolare attraverso questi moduli che abbiamo messo a disposizione gratuitamente e che consentono da un lato in prima battuta di diffidare l'ASP a riprenotare la visita e se non viene effettuata questa riprenotazione una seconda diffida di effettuare il rimborso previsto dalla legge entro 30 giorni al paziente. Secondo l'Istat circa 3 milioni di italiani rinunciano a curarsi proprio a causa delle lunghe attese necessarie per accedere alle prestazioni. Incendi e risse nel carcere minorile di Bicocca a Catania. 2 detenuti stranieri hanno incendiato 2 celle per protestare contro il trasferimento dal Beccaria di Milano. 3 agenti sono rimasti intossicati, un quarto ha un braccio rotto. Il servizio. L'incendio all'improvviso la scorsa notte nel carcere minorile di Bicocca a Catania. Sale la tensione quando 2 detenuti minori stranieri incendiano le loro celle per protesta dopo il trasferimento dal carcere Beccaria di Milano. Intervengono 3 agenti penitenziari che li mettono in salvo, ma restano intossicati e vengono trasportati in ospedale. Tutto ciò che succede al nord viene scaricato negli istituti siciliani e partenopei. È evidente che noi abbiamo chiesto da tempo di prendere delle precauzioni, specialmente per tutti questi ragazzi che vengono trasferiti e poi non si fa nulla. Intanto gli altri minori escono dalle loro celle nel fuggi generale per il fumo e le fiamme. Gli organici sono ridotti, cioè perché ci vorrebbero almeno altri 5-6 agenti che venissero inviati all'EPM di Bicocca e non è giusto che non si cambi qualcosa, perché sennò di queste aggressioni, di questi incendi ce ne saranno sempre. Resta alta la tensione nella struttura dove sempre ieri c'è stato un altro momento di tensione. Una rissa tra detenuti che è scoppiata prima di accedere nelle stanze per il pernottamento, cioè delle colpi di testa, cioè tra di loro pugni e quindi un collega è uscito pure con il braccio fratturato. Tutto ciò è inammissibile per chi va a lavorare, deve avere la tutela. E i 2 minori verranno trasferiti in altri istituti penitenziari nei prossimi giorni. E a Catania oggi è stato il giorno dei test in medicina, via Santa Sofia, che è la sede dove si sono svolti appunto questi test, supera con qualche riserva il test del traffico, quello del singhiozzo per l'invasione dei candidati automobilisti diretti al Policlinico che hanno dovuto fare qualche coda. Raffica di verbali e carroattrezzi invece contro la sosta selvaggia davanti al pronto soccorso. È andato per noi Tonino De Mana. 2 test in uno, per accedere a medicina e per fronteggiare l'emergenza traffico. Difficoltà elevate in entrambi i casi, con la via Santa Sofia osservata speciale per una serie di criticità che da tempo documentiamo e che l'amministrazione Trantino sta cercando di risolvere. Si annunciava una giornata di fuoco con 2700 candidati ai test che di buon mattino hanno preso d'assalto la cittadella universitaria e la torre biologica. È filato tutto liscio fino alle 9:20, poi uno dei parcheggi del Policlinico si è riempito, non consentendo al resto degli automobilisti di accedere alla struttura. Il famoso tappo di via Santa Sofia nasce proprio da qui, dalla sbarra abbassata del parcheggio Rodolico ad esaurimento posti. Non appena il posto si libera la sbarra si alza, come sta avvenendo in questo momento, ma sono centinaia le macchine incolonnate.
Ed eccole le auto incolonnate che inevitabilmente ostacolano la circolazione. Per smaltire le code è stata incrementata la presenza delle forze dell'ordine, in particolare a ridosso del pronto soccorso. Multe a raffica e carro attrezzi in azione per rimuovere le auto in sosta vietata, con vigili urbani e polizia impegnati a disciplinare il traffico. Almeno a piedi non aspettiamo il traffico, vedo che stamattina è abbastanza affollata. Il parcheggio abbiamo visto, nel frattempo abbiamo aspettato lì fino alle 9 che si è riempito sempre di più. Ed il caos è stato servito? Certo, è normale, come sempre qui a Catania è così. Quanta fatica entrare in questo parcheggio? Direi molta, moltissimo. La presenza della polizia municipale e l'azione di repressione hanno alleviato i disagi, ma le criticità restano e i dubbi rimangono. È più difficile fare un test oppure trovare parcheggio? Guardi, in 5 anni le direi è stato più difficile trovare parcheggio che fare il test di medicina. Così. L'estate invece, che ormai è alle porte, e con l'estate arriva la temuta prova costume. Tenersi in forma richiede indubbiamente qualche sacrificio, ecco perché molti preferiscono rinviare. In Sicilia poi impossibile rinunciare ai piatti più invitanti. Ci racconta tutto Desiree Ferlito. L'estate si avvicina e con essa anche la temuta prova costume. Sport e diete last minute, si cerca di correre ai ripari dopo un lungo e freddo inverno. E questo è il periodo dell'anno in cui ci si interroga su come superarla al meglio. Ma lei è pronto per la prova costume? Sì, già sono in forma. Sono 3 kg. Buona corsa allora! Tenersi in forma e sentirsi a proprio agio con il proprio corpo è un'arte che non si esime dal sacrificio, ma che può portare a grandi soddisfazioni. Forse anche per questa ragione molti preferiscono procrastinare fino a giungere al momento decisivo senza essere pronti. Ancora un po' di strada la dobbiamo fare. Diciamo sta cercando di arrivare pronta all'estate. E ci vuole un bel po' di fatica. La prova costume infatti è un momento che ci vede tutti accomunati e solidari dall'istante in cui si decide di voler aprire le danze estive in spiaggia. Lei si è messo, diciamo così, si è denudato per farci vedere che è pronto per la prova costume. A voglia, certo che sono pronto, ma anche d'inverno sono pronto io. Indispensabile lo stile di vita, dicono gli esperti. La vita sedentaria non aiuta, basterebbe rinunciare a qualche peccato di gola e una camminata all'aria aperta ogni tanto. Questa vita sedentaria in camion, la prova costume come siamo messi? Siamo messi bene, per la prova costume bene. Siamo pronti per la prova costume? No, assolutamente non bisogna applicarsi, bisogna godersi questo bel paesaggio, il bel cibo, e in questo posto qua non si può mantenere la prova costume. Non si può, ci sono troppe delizie, troppe bontà. Dieta, digiuno a intermittenza, chetogenica o mediterranea, o magari un miracolo. Ma sostanzialmente la richiesta qual è? Vengono e dicono cosa? Voglio dimagrire? Si vuole dimagrire, ma è importante appunto effettuare un percorso che sia comunque col tempo, nel senso non si può ricorrere subito al miracolo. In Sicilia poi il problema di molti è rinunciare al cibo, che con l'arrivo della bella stagione si arricchisce di sapori e soprattutto di calorie. Quindi niente prova costume, va bene la granita. Bene la granita con panna, sopra e sotto. E rinvieremo ancora di qualche giorno. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. Il nome del nuovo allenatore è quello del direttore sportivo. Sono le priorità del Catania per la programmazione della prossima stagione. La pista più calda per la panchina resta quella che porta a Mimmo Toscano. Francesco Triolo. Le grandi manovre in casa a Catania sono già iniziate, c'è da programmare la prossima stagione, c'è da dare un segnale da subito delle rinnovate ambizioni dei rossazzurri e c'è soprattutto da non sbagliare, andare sul sicuro e l'intenzione della proprietà, tanto che il vicepresidente Vincenzo Grella ha avviato le consultazioni per quello che dovrà essere il nuovo progetto tecnico. Si parte dalla scelta di un direttore sportivo di esperienza che conosca la categoria, che sappia anche lavorare sulla gestione del gruppo, stesse caratteristiche che si chiedono al prossimo allenatore.
Viaggiano in coppia le scelte. Se dovesse essere Pippo Inzaghi, l'allenatore e il direttore sportivo dovrebbe essere Pasquale Foggia, ma al momento le quotazioni di queste ipotesi sembrano essere calate, perché la pista che viene data per più calda è quella che porta a Mimmo Toscano, fresco vincitore del torneo col Cesena. Il Catania sta provando a convincerlo mettendo sul piatto un progetto ambizioso, anche perché per l'allenatore calabrese non mancano le sirene anche dalla Serie B. Se dovesse arrivare lui sarebbe probabile l'approdo di Daniele Faggiano come direttore sportivo e come direttore generale sempre più insistente la voce che porta Diego Foresti, che ha rifondato l'organizzazione del Catanzaro. E questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.